Il fatto poi che uscisse poi sul giornale per noi era una gratifica, era come mandare anche un messaggio alle altre bande, no? Tipo io le chiamo bande perché le tifoserie tra virgolette, perché c'era una guerra tra chi era la banda più forte, no? In tutta Italia, quindi ognuno che creava un qualcosa, poi l'apparire sul giornale era, appunto come dicevo all'inizio, una gratifica per noi e poi... Vedere poi il risultato di quello che hai fatto. Era come per lo sportivo aprire il giornale e leggere come era andata la partita della sua squadra del cuore. Noi era aprire il giornale, decisamente dello sport ci fregava poco e niente se non il risultato, ma il risultato che ci interessava di più era il trafiletto, che poi all'epoca non erano trafiletti ma erano belle pagine del giornale, in cui per vedere se scrivevano le cazzate, se scrivevano veramente la verità di come erano andate le cose. E sinceramente in quell'anno le cose andavano bene per noi, perché insomma i giornali riportavano che il tifoso laziale lasciava feriti su ogni campo, su ogni stazione che attraversava e su ogni gruppo che incontrava per la sua strada. Passavamo in mezzo a tifoserie e eravamo capaci di non toccare nessuno perché vediamo che era gente normale, noi cercavamo il gruppo, cioè quelli come noi. Era tutto preparato il giorno prima, e il derby era preparato già dal sabato. Sabato si preparavamo quei lame, si preparavamo quei manici di picconi. Partiamo la mattina alle 8, alle 8 e mezza, ci incontravamo a Piazza della Famiglia, arriviamo alla palla oppure in curva sud e lì si scontravamo con i romanisti. Dall'altra parte pure loro si preparavano con la stessa maniera e poi tornavi a casa, potevi tornare a casa sconfitto, potevi tornare a casa con una coltellata, però era tutto con una bastonata, però era tutto, cioè eri consapevole di quello che andavi a fare. Non capitava la gente comune che dici mamma mia sono capitato mezzi scontri, no, quello non capitava mai, anche perché non manco ci interessava prendere il tipo che girava da solo con una scelletta, magari con una bandiera che andava allo stadio. Noi andavamo lì predisposti per fare i danni, pure quando andavamo in trasferta, non capitava la stessa cosa. Scendevamo dalla stazione, ci aspettavano i bergamaschi, ci aspettavano i fiorentini, i Vittorio Campomarti, ci aspettavano i juventini, ci aspettavano lì a Portanova, era tutto predisposto, noi sapevamo che andavamo incontro. Poi certo scontri con i guardie. Erano all'ordine, noi portiamo i segni, questa c'è una spalla uscita. No, l'ho operata proprio, con i calci di fucile poi sai. Che poi dicevano che erano chiusi le lampo per nasconderci. Dice che ci hai messo i coltelli chiusi le lampo. O comunque sia, di lanciarsi un purma che passa e vederlo andare via, tirargli i sassi e dire due parolacce, e noi non ci pensavamo proprio. Noi invece, purma che passavano, li bloccavamo, li spaccavamo, gli si tirava la torcia dentro, si aspettava che usciva e ci ammazzavamo. Ma io e poi tutti quelli che mi stanno vicino, per me noi lo dimo, noi siamo Dr. Jack e Mr. Hyde. Il male è dentro di te, il male è dentro di te, fai uscire il male è dentro di te. Un cazzo, cioè noi per bene della Lazio cercavamo i feriti dall'altra parte, noi per bene della Lazio volevamo andare dentro gli stadi, entrare dentro le altre curve, ammazzarli, perché per noi il bene della Lazio era quello, era far vedere quanto noi eravamo pronti a dare alla Lazio, sia col sangue che con le botte, a prendere, a darle, perché poi si prendono e si danno. Però era per la Lazio e soprattutto per noi per sentirsi vivi, perché noi ci dobbiamo sentire vivi in un mondo dei morti, vivi in un mondo dei morti. Ancora più vivi se sentiamo quando si scontriamo con le guardie, perché sì, scontrarsi col tifoso è bello e tutto quanto, scontrarsi con chi sai già in partenza che è più forte di te, perché è armato sicuramente, cioè te alla fine come regola stai senza niente, tutto al più c'è la cinta,
invece te stai a litigare con uno che è armato dalla testa ai piedi e quindi lì ti faceva sentire ancora più grande. Magari che qualche gruppo di cellerini ha provato a entrare in curva, con la curva che se ne va e 20 matti che invece si mettono lì a fronteggiarli senza paura davanti alle telecamere, tanto a dimostrare proprio che non ci fregava un cazzo di niente e che alla fine uno dei due doveva rimanere o in campo o essere portato al commissariato. Per noi era come sta a giocare a pallone. Noi siamo cresciuti sull'impronta loro e guardando loro che facevano certe cose siamo cresciuti in quel modo. Niente, perché se muoio di infarto così a 25 anni ne è comunque valsa la pena. Io mi emoziono solo quando sto in curva a vedere la Lazio, quindi non mi stancherò mai. Viviamo per la Lazio, moriremo per la Lazio. Poi è inutile che sono aumentati da fare queste trasmissioni con lo psicologo che ti chiama, che può sapere dentro quello che ti passa magari qui istante. Nessuno lo può sapere, lo posso sapere io che facevo gli scontri, amici miei che facevano gli scontri, perché era una cosa che durava lì, all'istante, facevi quell'ora di scontri, poi finiva tutto quanto. Perciò, signori miei, i psicologi, noi i soldi non li faranno mai per se non ci passava la testa. Thank you.